Maxi confisca da 9,5 milioni di euro per l'imprenditore Giuseppe Lipera, originario di Polizzi Generosa in provincia di Palermo, ma da anni residente a Caltanissetta. La DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta del direttore della DIA. La confisca, che segue il sequestro effettuato nel 2020, trae origine, si legge appunto da una nota della DIA, da una complessa attività investigativa condotta dal centro operativo di Caltanissetta che ha ripercorso la carriera dell'imprenditore dalla metà degli anni '80 a oggi, accertandone la pericolosità sociale, nonché un'ascesa economica e imprenditoriale costellata da costanti e continui rapporti intrattenute tra il Lipera e il gota dell'imprenditoria mafiosa. Lipera dal 2007 risultava condannato definitivamente per associazione mafiosa al termine del complesso percorso giudiziario, le cui origini risalgono al 1991 nell'ambito dell'indagine del ROS. Nella nota inchiesta Mafia e Appalti, secondo la ricostruzione degli investigatori, Lipera, alla fine degli anni '80, dipendente di una grossa società del nord Italia attiva nel settore delle grandi opere degli appalti in Sicilia, grazie alla sua vicinanza al contesto mafioso, ne trasse personale illecito arricchimento tramite un'impresa da lui direttamente riconducibile. Una vicenda complessa e molto articolata che inizia dalla formale collaborazione con la giustizia a partire dal giugno del 1992, seguita dalla cessazione del beneficio dello speciale programma di protezione su espressa rinuncia dell'imprenditore, che così dal 2001 inizia tramite un prestannome la diretta gestione delle numerose società a lui riconducibili operanti maggiormente in provincia di Catania, Messina e di Trapani. Un impero insomma milionario conseguito in oltre 30 anni di attività imprenditoriale e rapporti di affari intrattenuti con diversi boss mafiosi dei vertici della mafia siciliana.